A pochi giorni dall'ordinazione episcopale che avverrà il prossimo 5 settembre di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore eletto di Agrigento, è stato pubblicato lo scorso 31 agosto il quinto e ultimo videoclip in preparazione all'ordinazione nel segno della fascia dorata. Nel video si parla dell'azione dello Spirito Santo che attraversa la vita della Chiesa e un'intera storia umana. È lo stesso Don Alessandro Damiano a spiegare il motivo della scelta di aver inserito nello stemma vescovile la fascia dorata che attraverso la torre e lo sfondo blu, così dice, si è voluto rendere visibile lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, fascia di luce dorata che attraversa la storia, vivifica continuamente l'umanità, continua il soffio vitale che rende l'uomo maschio e femmina un essere vivente. È conoscente, Dio ci dice la scrittura, io creo maschio e femmina, a sua immagine lo creò. Sentiamo uno stralcio di Don Franco e di Don Damiano. È l'ultimo incontro che facciamo insieme, questo vuol dire che l'ordinazione è prossima. Abbiamo parlato di chiesa, di impegno, abbiamo parlato di stabilità, abbiamo parlato di barca e oggi, guardando quella fascia dorata che taglia lo stemma di Don Alessandro, parliamo per ultimo, ma non perché sia meno importante degli altri, ma perché merita più attenzione degli altri, dello spirito. Vedete, tante volte noi agiamo nella Chiesa come se fossimo noi i protagonisti, ognuno con le sue capacità, i suoi studi, le sue possibilità, le mette a disposizione degli altri, inventiamo i progetti, pigliamo e indichiamo direzioni da prendere. E invece dovremmo abituarci, e credo che questo è il segno più grande della fede, alla presenza dello Spirito che agisce. E allora io divento cristiano e sono cristiano nella misura in cui lo Spirito diventa per me guida. Lo Spirito è l'anima della Chiesa, ci fa coesione tra noi per darci quella fortezza, ci fa famiglia dando a ciascuno un ruolo. Lo Spirito guida ed è là che dobbiamo guardare a Lui per sapere quale strada da prendere. Non è detto che quelle che vorremmo prendere noi siano sempre le più giuste. Ecco, l'obbedienza allo Spirito diventa capacità anche di creatività, perché lo Spirito è sempre nuovo, noi diciamo vola, vola di qua e di là e chiede attenzione, chiede impegno e chiede anche che ognuno si sbracci per realizzare quello che viene previsto. Però lo spirito non è soltanto una ricchezza della Chiesa. Lo spirito agisce in tanti luoghi, agisce dove si fa politica, dove si è impegnati per il sociale, agisce dove ci sono istituzioni che guardano all'uomo. E allora essere Chiesa significa rendersi conto di uno spirito che è l'anima della Chiesa, ma rendersi conto e quindi essere capaci di riconoscere quello che il Concilio chiama le altre aiuole, dove lo spirito c'è e agisce. Noi non possiamo essere Chiesa da soli, eliminando e allontanando il mondo, ma grazie a questo spirito che ci unisce, amiamo la Chiesa, vogliamo essere Chiesa, ma sappiamo che la Chiesa deve sapersi mettere accanto, là dove c'è attenzione all'uomo, ricerca dell'uomo, desiderio che la dignità dell'uomo venga riconosciuta. E allora sì, che il lavoro si completa, perché lo spirito diventa il regista, noi diventiamo i protagonisti e un po' alla volta gli spettatori diminuiranno di numero perché saranno coinvolti in un'avventura d'amore e di storia nuova. Nello stemma, la torre e lo sfondo blu sono attraversati da una sbarra diminuita d'oro. Così si è voluto rendere visibile la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, fascio di luce dorata che attraversa la storia, vivifica continuamente l'umanità, continua il soffio vitale che rende l'uomo, maschio e femmina, un essere vivente e cosciente. Dio lo creò maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza lo creò, ed è proprio la coscienza che ci fa a sua immagine. Veramente siamo tempio dello Spirito Santo, tempio di Dio, e per questo capaci di compiere le opere di Dio in tutta umiltà, mitezza e pazienza, pur rimanendo esposti a quell'altro spirito, che è menzognero e divisivo fin dal principio,
a cui possiamo resistere, rimanendo saldi nella fede, radicati nella parola del Vangelo. Siamo giunti al termine di questo viaggio tra i segni che caratterizzano lo stemma. In molti mi chiedono: sei pronto? Non so. O forse dovrei rispondere indegnamente con una celebre frase: se nessuno me lo chiede, lo so bene, ma se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. Ha ragione l'autore della lettera agli Ebrei: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente, ma è anche quella mano che trovo sempre pronta a sorreggermi nella prova, quella mano che sostiene tutta la creazione. Allora rimaniamo lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti nella carità verso tutti, conservando l'unità dello Spirito nel vincolo della pace.